Settimo appuntamento con Centro Anch'io Speciale Storia della televisione italiana. Bentrovati a tutti, siamo arrivati agli anni 2000. Guardate come siamo arrivati bene con Anna, neolaureata in medicina. Benissimo Anna, congratulazioni, tutto bene? Tutto benissimo. Benissimo, ci fa piacere. E tu Anna di dove sei? Di Desenzano, del Garda. Molto bene. Senti Anna, tu che vorresti fare adesso? Come proseguirai gli studi? Spero in oftalmologia. Ecco, che lo spiego per il nostro pubblico, roba di occhi. Sì, esatto. Prima ripigliati dai festeggiamenti, perché lei ostenta e finge di essere così tutta bella, però l'abbiamo trovata un po' giustamente, sta festeggiando. Ma va bene così. Allora Anna, sei pronta? Stiamo parlando di un programma anni 2000, la prima edizione, quindi anni 2000. Attenzione, questo programma, quando pensi di aver indovinato mi blocchi, mi dici secondo me è questo. Indovinarlo. Vai tranquilla, questo programma andò in onda dal 14 settembre al 21 dicembre del 2000, la prima edizione. Durò 99 giorni, una passione. Andò in onda su Canale 5, fu ed è ancora oggi un reality show. Venne condotto nella prima edizione da Daria Bignardi in studio e Marco Liorni come inviato, non distante peraltro perché l'inviato stava a pochi metri di distanza dallo studio. Casa, George Orwell, Jalapas Band, Fratello. Cristina Plevani che fu la prima vincitrice. Grande Fratello. Grande Fratello. Parliamo proprio del Grande Fratello, la prima edizione, e cerchiamo di capire col professor Simonelli perché abbiamo scelto questo programma. Dopo la sigla, grazie. Centro Anch'io. Professor Simonelli, Sara neolaureata, a occhio e croce facendo due conti, forse la prima edizione del Grande Fratello se l'è risparmiata. Scusi se dico risparmiata. Peccato perché la prima edizione del Grande Fratello poi non mantenne assolutamente le promesse, ma si presentò come un grande evento, una grande novità, un format internazionale che andava in onda su tutte le grandi televisioni europee e che aveva un valore sociologico. Non a caso fu presentata da un intellettuale, Daria Bignardi, perché l'idea non era soltanto il gioco, era quella appunto di rappresentare una generazione messa in una situazione che io non ho mai condiviso, perché io ho sempre detto che non è reality, è artificiality, nel senso che si mettono delle persone in una situazione che non esiste, quella dell'essere chiusi rispetto al resto del mondo, e da lì nascono delle dinamiche che poi si sono rivelate in realtà assai poco interessanti. Un estratto del primo Grande Fratello. Ciao, alla prossima. Vince la prima edizione del Grande Fratello Cristina. Stava accennando al valore sociologico di questa prima edizione del Grande Fratello. Sì, che era più reclamizzata che reale, ecco, perché secondo me fin dall'inizio in realtà si affermarono più che le attenzioni simboliche alle dinamiche interne, quindi insomma in realtà si trasformò non solo in un gioco ma in un racconto che era un pochettino prevedibile, un po' con dei personaggi, con dei tipi addirittura, con delle macchiette addirittura, no? Ricordate, si cominciarono a parlare della Gatta Morta, ecco, no? Personaggi un po' da commedia o da dramma, ma c'era anche un intervento autoriale non indifferente. Ecco, tutto questo in realtà era già presente nella prima edizione, però è innegabile che in quel momento, anche in virtù degli ascolti stratosferici, il Grande Fratello si presentò come una nuova epoca della televisione e in una certa misura, ahimè, lo fu. Va citato, va detto che la prima edizione venne vinta da una nostra da una vostra concittadina, nonché mia allieva al DAMS di Brescia. Lo scopriamo col professor Simonelli. Va bene, grazie per la vostra attenzione, grazie professore, Grazie a voi. alla prossima.